Amici bellini, ci si sveglia presto al mattino perché il Napoli è amore allo stato puro. Noi siamo il mezzo per raggiungere la nostra felicità. Sì, ma noi ci dobbiamo pure svegliare per raggiungere la felicità più presto del previsto, perché dobbiamo parlare delle parole di Spalletti e fare un po' di ipotesi di formazioni con la lavagnettina. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici cari, amiche carissime, Mirko Lanzoni, uno degli ultimi iscritti al canale, benvenuti. Slow but steady, piano ma di continuo, senza mai fermarsi, sin prisa, sin pausa, diceva il caro Benitez. Quindi voi piano piano scoprite il canale, l'algoritmo si smuove e ci sono nuovi amici bellini, nuove amiche belline che hanno voglia di approfondimento e ci sta. E ci divertiamo tranquillamente. Noi gridiamo nelle reaction, ma poi quando finisce la partita ci calmiamo, ne parliamo, analizziamo e così mi piace. Lasciate un like a volo perché Spalletti c'ha la raucedine, quindi proprio non c'era un rospetto che proprio non riusciva ad andare giù, quindi un like per far togliere la raucedine a Spalletti. E quindi vediamo un pochino di cosa si è parlato. Si è parlato della rosa, degli infortunati. Ugolini fa la domanda, la fa 2 volte praticamente. Quindi come si fa con tutti questi infortunati? E come si fa? Si fa bene, non ci dobbiamo spaventare. E Spalletti parte con questa frase, che è una frase titolo, che siamo il mezzo per raggiungere la nostra felicità. Ve la spiego così, la leggo così. Si ritorna al discorso più o meno fatto quando si andò a giocare contro il Legia ed eravamo contatissimi, quindi poi disse Spalletti, disse quelli che ci sono giocheranno tutti, ed ecco arrivato il momento, perché io molto spesso devo dire a qualcuno che non lo farò giocare, ma poi arriverà il momento, guarda che prima o poi ti schiero titolare e devi essere pronto a dimostrarmi che tu poi meriti di giocare sempre. E quindi ci ritroviamo di fronte a una formazione quasi obbligata, soprattutto ragazzi nei cambi siamo quasi obbligati, quindi veramente giocheranno tutti, è solo questione di scegliere chi inizia e chi subentra, ma veramente giocheranno tutti perché quelli siamo, quindi non c'è problema. L'Atalanta in ottica anche scudetto, è la più in forma del campionato, se voi andate a vedere ovviamente veramente sono la più in forma del campionato, e quindi battere l'Atalanta questa partita in ottica scudetto è importante. E Spalletti dice però fermi un attimo, prima si fa capire che è impossibile, che la rosa è ridotta all'osso, che non ce la facciamo e che è difficilissimo, poi mi vuoi parlare di scudetto, e non è possibile, perché una rosa cioè una squadra che vuole puntare allo scudetto non può avere problemi di rosa, che qualcuno che sta fuori poi dopo soffre con gli 11 titolari. Bravo Luciano, bravissimo, perché ricordacelo, ci deve essere un equilibrio in tutte e due le cose, o non abbiamo paura di niente e quindi puntiamo allo scudetto, siamo fortissimi, oppure se qualche cosa non va smettiamolo di parlare di scudetto e facciamoci il nostro percorso. Quindi questo eccesso andrebbe evitato, perché noi non siamo polli, dice, ma non siamo polli nel senso non ci potete prendere in giro con certi giudizi. E poi la spiega bene quando ripete le sue parole, dice io ho una rosa forte, sicuro, è certo, e lo confermo, ma molte altre squadre sono anche più forti nei 22, capitemi bene, perché lui lo ripete proprio chiaramente. Siamo abbondanti in certe zone di campo e noi lo sappiamo dove siamo abbondanti, nella zona dei trequartisti abbiamo molte soluzioni, ma in altre siamo meno abbondanti, mentre altre squadre, e l'Atalanta è una di queste, nei 22, cioè nelle coppie, mi sembrano più equilibrate e più forti. Io sono proprio d'accordo al 100% con Spalletti. Si riparla ancora del cartellino rosso e dice mi dispiace perché vengo cancellato dal mio mondo, ovviamente. E poi c'è un passaggio interessante dove lui ci ricorda che nelle riunioni lui spiega alla squadra, le consiglia e chiede alla squadra, non solo a quelli in campo ma anche a quelli in panchina, perché ricordiamo, noi le guardiamo tutte le partite, anche i giocatori della panchina molto spesso corrono in campo, accerchiano il quarto uomo, accerchiano l'arbitro, gridano, a volte anche i dirigenti di alcune squadre gridano dagli spalti e si fanno sentire, a volte scendono a fine primo tempo e non potrebbero, proprio per dire ma che hai fatto, che cosa non hai fatto, per intimidire. Spalletti cerca l'opposto, di essere corretti nei comportamenti
E poi però se lo fa lui in prima persona dovrà essere lui a pagare una multa ai calciatori, deve pagare lui la multa alla squadra perché deve anche dare l'esempio. E quindi speriamo insomma che questa cosa, io ripeto, speriamo che questo atteggiamento corretto paghi poi alla fine, perché lui ci ha detto non paga, era amareggiato dalla partita precedente, vediamo che cosa succederà. Poi c'è una domanda del Corriere, credo il mitico Giordano, e però pubblicità. E quindi ragazzi, pubblicità. Bentornati dalla pubblicità. Ritorniamo alla conferenza di Spalletti. Nel frattempo voi nella pubblicità potete andare sul fluido.net e comprare una tazza alla vostra fidanzata, potrete comprare una maglietta al vostro ragazzo, per esempio, ma questo poi è un altro paio di maniche. Vogliamo tenere palla, questa potrebbe essere una delle chiavi tattiche. Ovviamente se hai tu il pallino del gioco eviti insomma che loro poi ti portano a spasso, perché ricordiamo che l'Atalanta è fisica sicuramente nei duelli, accetta i duelli, però c'ha questi cambi, i famosi quinti che il Napoli soffre spesso, poi hanno quella fisicità, quindi nell'1 contro 1 sono pericolosi e comunque hanno qualità ragazzi, anche in mezzo a campo e davanti, quindi evitare di lasciar loro troppo la palla, cosa che abbiamo fatto nel finale del Sassuolo e ci ha portato in difficoltà. Dopodiché cominciano ad arrivare domande sulla formazione, come sta Demme, come sta Politano, e in questo caso lui non vuole dare vantaggi a Gasperini perché dice quello già è bravo, io poi vi dico pure chi gioca. Non evitiamo, ma facciamo noi delle ipotesi e vediamo se le azzecchiamo. Lo stadio quanto è importante ovviamente, e Spalletti ci ricorda che ADL, che ha parlato con ADL perché individua nel fattore stadio un fattore fondamentale per la squadra e lo ha trovato molto disponibile a riempirlo fondamentalmente, ed è vero, dobbiamo dare atto, dai, diamo a Cesare quello che è di Cesare, quoque tu bruto, e quindi sempre i riferimenti, e quindi dobbiamo dare atto che ADL sta facendo delle operazioni dove sta riempendo più di bambini, agevolazioni, anello inferiore, insomma bene sotto questo punto di vista. Si parla di JJ, di Juan Jesus e di Mertens. JJ si è presentato subito per la persona che è, oltre che per il calciatore forte che è, ci dice Spalletti, e poi su Mertens dice De Mertens domani è il capitano, quindi abbiamo una certezza che partirà Mertens da titolare. Il dubbio è se gioca anche Petagna con Mertens o se Mertens è prima punta, questo lo vedremo tra pochissimo. E ci ricorda la fase di nessuno, perché c'è il possesso palla e c'è il non possesso, e c'è la fase di nessuno, un rinvio del portiere, una fase di nessuno dove tu devi avere la forza, non necessariamente la stazza. Perché ci dice questo? Proprio per responsabilizzare anche i giocatori più piccolini che avremo domani in campo, perché alle volte tu di forza ti puoi mettere e conquistare un pallone anche se non sei Anghissà, anche se non sei Fabian, lo puoi fare lo stesso se sei un Demme, se sei un Unas, se sei un Elmas, e lo puoi fare, e sicuramente lo puoi fare. Dall'altra parte si parla di Gasperini mi piace tutto, l'ho conosciuto, ci sono andato a cena, è stato uno dei primi, bla bla bla, su Gasperini non mi voglio soffermare. Ogni partita è un viaggio verso l'ignoto, ve l'aspettavate questa posizione di classifica? Non ci aspettiamo niente, ogni partita dopo partita, vediamo se riusciamo a confermare questo score incredibile che abbiamo. Lui dice anche abbiamo una discreta classifica proprio di classe, e ricordare quanto fatto di buono, cioè deve ricordare quanto fatto di buono le famose partite che fanno giurisprudenza, perché ricordiamo le varie partite in cui hanno giocato molte seconde linee dove il Napoli ha fatto anche bene se non benissimo, e quindi lui deve ricordare a questi giocatori: ragazzi, voi non avete niente di meno di un Koulibaly, di un Fabian eccetera eccetera, dimostratemelo, ricordate quando l'avete fatto. E quindi questo ricorda le partite precedenti, ricordate quando l'abbiamo detto, questa partita qua è importante perché hanno giocato tutte le seconde linee, hanno giocato benissimo. Spalletti deve prendere queste videocassette, gliele deve far vedere, dice: guarda, hai fatto tutto questo, fallo di nuovo, è nelle tue corde, si può fare. Yes you can, absolutely. Allena più le gambe o la testa, il mister deve fare più o meno tutte e due. A Spalletti non piace la figura di uno psicologo che poi potrebbe spiegare meglio di lui anche certe cose, perché è il loro mestiere, e quindi come rispetta le specializzazioni e le competenze Spalletti, però dice potrebbe anche creare un po' di confusione, un fardello psicologico, creare una doppia richiesta all'interno del cervello dei giocatori, quindi non ama questa figura, un po' lo deve fare lui come allenatore, e ci siamo. L'Atalanta
l'Atalanta può puntare allo scudetto, certo, fa parte di quelle squadre che lo possono fare. Siamo favoriti, sono favoriti loro, a me non interessa chi è favorito, io voglio andare a vincere e voglio giocarmela per vincere. Dopodiché, altra domanda sui giocatori, domanda bruciata perché non risponde sulla formazione e dice fai la domanda di riserva e i nostri addetti stampa dice no, bruciata, andiamo avanti, non c'è tempo. E Spalletti si fa una risata. La domanda era più o meno su Demme o Elmas e andiamolo a vedere subito. E quindi si ricorda che il Napoli vuole puntare sul palleggio e questo ci può dare un indizio. Gli si chiede anche di un ass e dice che un ass è pronto, che avrebbe voluto anche inserirlo nella partita di Sassuolo. E i terzini che entrano all'interno, no? Mario Rui che fa le sovrapposizioni, Di Lorenzo fa le sovrapposizioni interne, Mario Rui finisce proprio per giocare quasi in zona da centrocampista. Spalletti fa i complimenti a chi gli ha fatto notare questa cosa e io questi complimenti me li prendo, ce li prendiamo noi come community di Caffè Napoli perché li abbiamo notati e lo sappiamo, e quindi grazie Luciano per i complimenti indiretti che ci fai così. Live match, passiamo subito alle ipotesi. Signori miei, abbiamo dei dubbi per quanto riguarda anche lo stato di forma, perché è chiaro che un Manolas che sta in forma potrebbe anche prendere il posto di Juan Jesus per le sue abilità aeree. Noi sappiamo Manolas magari il piedino non è proprio raffinatissimo, però quando arriva una pallata e nello scontro magari con uno Zapata, Manolas te lo potresti ritrovare, anche Rachmani è molto bravo di testa e te lo potresti ritrovare utile. Juan Jesus purtroppo proprio lui gli è capitato di non riuscire a saltare in quel 2-2 maledetto e quindi io lo tengo lì in grigio perché se stesse bene potrebbe essere una soluzione. Su Di Lorenzo non abbiamo dubbi, su Mario Rui non credo che abbiamo dubbi e su Rachmani, quindi questa potrebbe essere la linea difensiva. A centrocampo Lobotka credo che non possa uscire dal campo e abbiamo i vari dubbi: Demme se sta bene, Elmas che meriterebbe anche una chance per quello che Spalletti sempre dice su di lui, sulla sua disponibilità, un Elmas in questa zona che poi possa fare il Fabian Ruiz, cioè stare un po' più avanti o qui a seconda di dove vuole attaccare i punti deboli dell'Atalanta, e nel concetto di voler palleggiare sia Elmas che Demme ci possono stare. La questione è questa: Demme sta tornando da un periodo di inattività, è un pochino in ritardo su alcuni palloni, quindi io propendo sull'idea Elmas, però non essendoci Insigne, Elmas potrebbe finire qui, potrebbe finire in zona Insigne e quindi favorire un Demme a centrocampo magari in luogo di Politano, ritrovando poi Lozano sulla destra. Quindi questi sono i nostri dubbi. Un ass da primo minuto non credo, ma è pronto, quindi possiamo ipotizzarlo. Zielinski si può confermare e Mertens si può confermare. Un'altra soluzione molto coraggiosa potrebbe essere quella di schierare direttamente Petagna e quindi mettere Mertens direttamente sotto punta, perché Spalletti vuole fare la partita, e quindi mettere un Petagnone qua, Mertens sotto punta, uno Zielinski qua oppure un Elmas qua. Va vista questa cosa. Comunque questo io credo che possa essere la soluzione. Politano, bisogna vedere chi sta meglio tra Politano e Demme, ragazzi. Questo secondo me bisogna vedere. Politano se ha recuperato, non l'abbiamo visti bene nessuno dei due, questa è la verità. Se sta meglio Demme, ci va Demme qua, Elmas qua e Lozano a destra. Se sta meglio Politano, vediamo Lozano di nuovo a sinistra e questa potrebbe essere la situazione. Ne ho parlato anche con Otis sul suo canale, Otis il tifoso dell'Atalanta che seguo di più, c'è il video sul suo canale dove abbiamo parlato un pochino di questa partita. Sarà una partita tostissima, io sono sereno perché in questo caso il Napoli non parte favorito, quindi quello che viene bene, non fa niente, e io firmare, che fai? Firmi, non si firma mai per un pareggio. Vi devo dire che se il pareggio poi arriva, dipende poi da come arriva, ma come punteggio mi soddisferebbe. Da New York Valerio Fluido è praticamente tutto, ma non è detto, perché poi possono uscire altre cose e voi dovete seguire su tutte le piattaforme. Andiamo a lavorare e domani poi se ne parla. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.